Dai, quanto fonda sei? Va più di così. Adesso è il massimo. Immagini dell'alluvione a Careinati di San Zenone il 4 aprile del 1988. E ancora la tromba d'aria di Resana dell'83 o l'incrocio di strada ovest verso il Galletto con la strada diventata un lago. Disastri di ieri per parlare del cambiamento climatico di oggi. Questo è uno degli argomenti della puntata di domani, di 40, dove parleremo anche di carcere ed ergastolo ostativo, con le immagini di una casa circondariale senza le inferriate. Oh, brigadiere! Ah, brigadiere, guarda che ci arrivo pure là! La tentata evasione di Roberto Succo, sicuramente il momento peggiore per l'intera struttura carceraria, che commenteremo con l'attuale sindaco di Cimadolmo e che ci racconterà anche la sua esperienza di comandante degli agenti di custodia di Santabona. La lotta alle sigarette insomma in piena evoluzione e già qualche successo è stato registrato. E sarà la battaglia contro il tumore, il terzo argomento che affronteremo con il professor Alessandro Gava, presidente della LILD, ripercorrendo le tante iniziative del suo predecessore Pietro Pattarese. Ma l'immagine che sicuramente rimarrà dell'intera puntata sono quelle del cane di Careinati, salvato dall'annegamento grazie al faretto di Antenna 3, che quella notte di 31 anni fa, oltre che informare, con quella luce divenne strumento di protezione civile.